Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie, eccoci qua con la Jungfraufest 2025, cioè la festa della donna, letteralmente in tedesco. La Germania è stata uno dei paesi che ha recepito per prima nel corso del Novecento il valore di questa festa sacrosanta, a cui teniamo tutti tantissimo, ma puntini puntini, appunto adesso cercheremo di fare una riflessione dal punto di vista della cultura, del pensiero, sul valore attuale di questa ricorrenza che partendo da lontano, come sapete, da così un sommovimento cultural politico del mondo anglosassone, è arrivata fino ad oggi. Poi nella seconda parte avremo come ospite Paolo Gulisano, che rimarrà in tema perché ci parlerà di una straordinaria autrice letteraria di secoli fa, inglese, che lui ha studiato, insomma, che conosce. E vedremo proprio come il mondo femminile, proprio nel contesto anglosassone, si muoveva in termini di assoluta felicità, di intuizione, di norme, di sentimenti, se vogliamo anche allora ovviamente a sfondo cristiano, ma con una deliberata volontà di sottolineare il punto di vista femminile. Quindi puntata un po' ben simboleggiata, come dimostro nel promo, dalla mimosa, che per chi insomma ha vissuto come noi appieno il Novecento rappresenta una pianta sacra, naturalmente. Prima però di parlare della questione femminile, vi volevo citare due libri che sono usciti recentemente, di tenore piuttosto diverso, però tutti e due interessanti. Gianni Barbacetto contro Milano. Ecco un autore di sinistra che, diciamo così, critica la Milano di Sala dal punto di vista di una sinistra avanzata. Perché parlarne a Radio Libertà? Ma perché diciamo così, le scelte che sono state fatte nell'ultima Milano, nella Milano degli ultimi 10 anni, degli anni 20, ma già a metà degli anni 10, e sono criticabili da vari punti di vista. Il sottotitolo "Ascesa e caduta di un modello di città" fa capo al discorso tanto caro a Barbacetto di una Milano divenuta troppo costosa, troppo ricca nella maniera sbagliata, con affitti o altre soluzioni abitative, anche pensiamo a Milano City, che sono degne di attori nel senso non di coloro che recitano, ma di coloro che svolgono un ruolo importante all'interno della città, guadagnando solo semplicemente una barca di soldi. Naturalmente questa Milano è contraria ai principi del Barbacetto, perché lui vorrebbe una Milano più giusta, più equanime, più equilibrata dal punto di vista della distribuzione delle ricchezze e della possibilità di insegnamento da parte ovviamente di tutte le persone che ci vogliono arrivare. Ovviamente non condividiamo tutte le idee del Barbacetto, che molte volte si è espresso in termini molto critici nei confronti del mondo di destra, però d'altra parte siamo coscienti del fatto che sembra finire un'epoca, quella targata Sala, che insomma ha un po' scontentato tutti quanti per i motivi che sappiamo, la cosiddetta rivoluzione green che è fallita ampiamente, e tutta una serie di concause che hanno prodotto insoddisfazione in larga parte dei cittadini milanesi. Il libro va letto con calma perché merita sicuramente una riflessione, e la casa editrice, perché poi sono sempre case editrici che hanno il coraggio di pubblicare, ma sono minori, la Safe Edizioni. La collana, la Paper First, contro Milano.
ascesa e caduta di un modello di città di Gianni Barbaceto. Rimanendo in tema di città, ma spostandoci nel Medioevo, è un altro libro che vi voglio segnalare molto bello per quelli che amano la ricostruzione della vita quotidiana, sociale, diciamo abitativa sia ancora, ma soprattutto a livello di stili di vita, religione e quant'altro, del mondo italiano, appunto Dantan. Paola Novara è l'autrice, Paola Novara, ma la città non è Novara perché Ravenna, vita quotidiana nella Ravenna medievale, della società editrice Il Ponte Vecchio. Ho già segnalato questa casa editrice diverse volte di Cesena perché fa delle cose che riguardano la Romagna in termini precisi, puntuali, con grande attenzione nella scelta degli autori, che sono proprio romagnoli in gran parte. Mi viene in mente anche Baldini per il discorso che riguarda l'antropologia e il folklore, e qui ci troviamo di fronte a una sorta di geostoria, una disciplina tanto amata da me, proprio con vita quotidiana nella Ravenna medievale. Sì, la Ravenna che conobbe lo stesso Dante prima di morire, dove ancora egli giace in barba alla richiesta di Firenze di avere la sua salma presunta tale ancora resistente indietro. Ma la Ravenna medievale è tanta roba, è stili, costumi, commerci. Ravenna è una città di un fascino incredibile, ancora oggi una delle più belle città d'Europa, e noi la visitammo come Arte Nord nel 2010, quindi 15 anni fa esatti, e ne ricavammo gaudio, piacere, soddisfazione, proprio perché Ravenna non è soltanto turismo, ma è proprio prototipo e modello di una civiltà che ha dato tanto all'umanità e non può essere ridotta semplicemente a 4 monumenti che vengono ritenuti woke, come vorrebbe sostenere un certo tipo di pensiero. Quindi ripeto, Paola Novara, vita quotidiana della Ravenna medievale e delle edizioni Il Ponte Vecchio. Festa della donna, Jungfraufest. Beh, naturalmente mimose a profusione e volontà di riuscire a raggiungere ancora il cuore del mondo femminile, almeno nella speranza che il genere femminile non sia morto. Io non voglio fare il solito becchino delle civiltà, però ho l'impressione che il genere femminile come veniva conosciuto nel XX secolo non esista più nelle stesse caratteristiche. Noi ci troviamo di fronte ad una rivoluzione sessuale, si dice, nel senso anche della pratica del sesso, ma soprattutto del genere, la questione del genere, che viene sintetizzata appunto come gender fluid e che ci propone oramai delle soluzioni, oserei dire abitative, cioè nel modo di abitare il nostro corpo, che sono le più varie, le più strampalate appunto. Dal trans al gay, alla lesbica, al soggetto del terzo sesso che ritorna dopo anni e secoli, direi, che era stato impantanato in un discorso mitologico, ma che poi insomma si ripropone in mille maniere in una società. Avrete sentito anche le ultime notizie che riguardano una scuola dove le scale sono state riverniciate, diciamo, e rifatte al gusto del gender fluid, con conseguente polemica relativa a un ragazzino che non ha voluto salirle perché si oppone a quella tipo di interpretazione del mondo. Ma dunque niente di più lontano da noi nel volere mandare strali, nel condannare, di usare parole tipo Savonarola. Se lo abbiamo fatto in passato è perché allora era il momento giusto per farlo. Ci si rende conto che il mondo sta cambiando, secondo qualcuno sta cambiando in peggio, e quello che poi magari viene tradotto in politica spicciola in realtà è un'enorme trasformazione, che è una trasformazione innanzitutto interiore, ma che proprio si manifesta poi anche esteriormente.
per cui voi potete comodamente, oggi come oggi, ammirare uomini vestiti da donna e donne vestite da uomini. Abbiamo parlato di terzo sesso, abbiamo parlato di chi non accetta il proprio sesso, abbiamo parlato di un mondo educativo che si vuol conformare all'idea anglosassone di una anglosassone attuale, di una libertà assoluta nella scelta del proprio genere. Per cui questa mimosa sembra un po' appassita. Naturalmente, al di là del fatto che Radio Libertà è orgogliosa di avere una regista donna come la Sveva, però ci si chiede se poi al di fuori del nostro mondo, della nostra realtà, che sembra quasi un Fort Apache, brulichino ancora dei soggetti che si possono chiamare donne e si possono chiamare uomini. Per cui la mimosa è appassita nella misura in cui noi ragazzi, vero, allora degli anni d'oro del boom, alias chiamati boomer, eravamo ben felici appunto di scoprire il senso più profondo di questa festa, no? Jungfraufest, la donna giovane, che rimane giovane anche a 80, 90, 100 anni, perché no, naturalmente, nella misura in cui eravamo impastati come mentalità, modo di essere, di quella forma di idealismo a base spesso religioso, ma comunque con esiti che adesso sono molto criticati, perché comunque un atto di galanteria, che semplicemente regalare una mimosa, ma poi in realtà può essere 10.000 comportamenti che appartengono, diciamo, al galateo del macho classico, vengono abiurati, vengono rigettati, vengono contestati, vengono visti come comportamenti, atti e conformità che relegano ancora una volta la figura maschile, che poi ci si chiede se debba esistere ancora quella, no? Perché se non esiste più la donna forse non esiste neanche più il maschio, ma insomma una figura maschile che si abbevererebbe a un tipo di idee, di orientamento oramai ritenuto superato, ecco, laddove evidentemente non parlo di corteggiamento, che è una parola che fa ridere i polli, ma insomma di comportamento galante in senso lato nei confronti dell'altro sesso, semplicemente viene vista come una spia di una volontà di imporre il proprio potere. Per cui di fronte a questa che è stata una rivoluzione, di fronte alla quale spesso ci troviamo disarmati, ci si chiede se ha ancora senso nel 2025 la festa della donna. E anche se leggo anche diciamo gli spunti che arrivano dalla nostra radio o attraverso altri colleghi, oppure in generale da chat le più varie che animano il mondo social, anche se stavo dicendo molte donne apprezzano ancora questo tipo di celebrazione, altre sembrano rifugire in maniera forte e chiara. Qualcuna addirittura ha una reazione di ispirazione conservatrice, perché dice appunto: ma io sono rimasta a prima della festa della donna. Ma questa è archeologia. Ecco, archeologia. No, la festa della donna avrebbe già incrinato quello che è un po' un sentimento che non deve basarsi su delle feste, ma sul naturale rispetto. E allora tutto questo discorso, che fa spesso capo, diciamo, a un mondo tradizionalista in senso estremo, espone le sue ragioni di critica verso la festa, ma dall'altra parte la festa viene criticata soprattutto da quelle rappresentanti del sesso femminile che la vedono appunto come novecentesca, come frutto di comportamenti, giudizi, diciamo ideologie che oramai devono essere francamente superate. Quindi la bagarre è totale, e quindi celebrare ancora oggi, o cercare di celebrare in qualche maniera, o cercare di viverla in senso tradizionale è
è veramente sbagliato, risulta fallimentare per tantissimi motivi, non solo per la forma di umiliazione a cui viene sottoposto l'uomo stesso, ammesso che decide di fare un passo di riverenza e di ricorrenza, ma anche perché comunque all'interno dello stesso consesso femminile sembrano venuti meno quelli che erano i must degli anni 80 e 90, del tipo spogliarello maschile. Probabilmente ce ne sono ancora di spogliarelli maschili nel giorno della donna, che evidentemente appartengono a una dimensione eterosessuale, di compiacimento e di liberazione. Ma oramai, attenzione cari ascoltatori, in tempo di gender fluid non si capisce più perché una donna non possa andare a vedere uno spogliarello femminile e al tempo stesso un uomo non possa andare a vedere uno spogliarello maschile. Ecco, voi capite bene che oramai viene messo in dubbio tutto per la cultura woke, distrugge, vuole oramai rinnegare completamente anche il passato più recente, essendo visto esso stesso passato come il rimasuglio di incartapecorite suggestioni tipiche del patriarcato. Ecco, oramai la parola chiave che è diventata o è ridiventata fondante della nostra civiltà, matriarcato contro patriarcato, evidentemente impone di superare anche delle forme spicciole, no, di intrattenimento che appaiono come davvero il retaggio di una civiltà che sta scomparendo. Guardate, io voglio essere spietato da questo punto di vista. È inutile star qui a rimpiangere i bei tempi andati, perché noi ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa che richiede appunto degli accorgimenti e delle riflessioni e delle pratiche di scelta e di volontà che vanno studiate con estrema attenzione e non possono neanche essere prese più di pancia, come si soleva dire una volta. Quindi, ripeto, ha ancora senso la festa della donna, ma perché la donna comunque dovrebbe essere gratificata di un giorno particolare, si dice, quando tutti i giorni del calendario sono degni di un rispetto nei confronti di quello che rimane del sesso femminile, e ancora di più quest'idea novecentesca della donna da festeggiare e certo parte da una visione minoritaria dal punto di vista culturale, sociale e politico. Questo non c'è più, questo mondo non c'è più. Poi naturalmente le femministe diranno no, ma c'è ancora, perché le quote rosa sono sempre ridotte, le donne fanno fatica a riuscire a vincere e ad avere successo. Può darsi che sia vero anche questo discorso, però noi assistiamo sempre di più a una presa di coscienza davvero strabiliante delle possibilità, delle virtualità, delle forze, della gestione di un certo tipo di potere, soprattutto culturale, da parte del mondo femminile, di fronte al quale, ripeto, io non mi ergo a giudice, non mi ergo a come dire, arbitro, citando l'ultimo capolavoro musicale di Povia, tra l'altro anche lui un po' ghettizzato come le donne di una volta dal mondo culturale, ma io voglio semplicemente capire se è il caso di mantenere alcuni comportamenti novecenteschi che appaiono sfocati, non superati sul piano dell'assoluto. Qui entriamo un po' in quel versante filosofico che ci è sempre suggestionato, ma perché comunque non si adattano più nei comportamenti reali alle situazioni e alle frenesie tipiche di un tempo che corre sempre più veloce. Ecco, mi sa che a proposito di tempo veloce, oramai la prima parte è scaduta. Soltanto una battuta che riguarda la questione del vecchio e del nuovo femminismo.
Io ho intervistato anche per questa radio dei personaggi appartenenti al veterofemminismo che sono bravissime scrittrici o giornaliste. Mi vengono in mente persone transeunte e defunte come Camilla Cederna e Oriana Fallaci, che comunque si proclamavano convinte femministe, ma che appartenevano a un tipo di mondo che le stesse femministe, neofemministe di oggi, ammesso che poi sia anche adottabile ancora questo termine, perché esiste ancora il femminismo in un mondo in cui non c'è più la femmina, non c'è più il maschio? Ecco, allora, essendo criticate e rigettate dalle nuove femministe, quelle figure sbiadiscono sempre e sempre di più. Allora, siamo arrivati al break. A dopo con Paolo Gulisano. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea. Eccoci qui, adesso noi ci mettiamo in contatto con Paolo Gulisano, che ci racconta di una donna particolare di secoli fa, che ha voluto cantare la sensibilità femminile e in questa maniera, retrocedendo in un tempo downtown, in un tempo lontano, noi ci possiamo riappropriare di quella profonda sensibilità che sembra oramai perduta. Vediamo se noi siamo in contatto, riusciamo a metterci in contatto adesso con Paolo, che voi sapete essere questo notevolissimo scrittore lariano, che è caratterizzato da una pluralità di interessi davvero unici nel suo genere, all'insegna della battuta di Cicerone: hoc animal multiplex quem vocamus hominem, quell'animale eclettico che chiamiamo uomo, e che è oggi incarnato nel 2025 proprio in Paolo Gulisano, dottore medico ma anche scrittore, saggista, fervente studioso e difensore delle identità regionali, micronazionali del mondo e dell'universo. Vediamo un po' com'è la situazione. Paolo? Presente, buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà e soprattutto ad Andrea Rognoni. Grazie Paolo. Ecco, oggi è una giornata particolare, e viene chiamata in tedesco Jungfraufest, no? Festa della giovane donna. Con la malizia che contraddistingue il mondo teutonico, la donna deve essere giovane, non per rifarsi a quel famoso cantore toscano medievale, no? Che diceva "si fossi fuoco arderei lo mondo", come donne preferisco quelle giovani a quelle vecchie. No, questo appartiene evidentemente a un maschilismo oramai superato. La Jungfrau-Fest è una donna che può avere 100 anni ma rimane giovane dentro. So di una tua perplessità nei confronti di questa festa, ma vedi, caro Paolo, siamo arrivati al punto in cui nel 2025 non ha più senso neanche festeggiare la donna, perché ci si chiede, Paolo, ma la donna esiste ancora? Esiste ancora il genere femminile? Adesso tu magari ci porti ad esempio una donna davvero unica, nel senso che rimane come modello imperituro naturalmente del mondo anglosassone di qualche secolo fa,
che aveva espresso la sensibilità più profonda proprio come donna. O sbaglio? A te la parola, Paolo! Grazie Andrea, sì, oggi così, anche grazie al tuo invito che tu sei un attento osservatore della cultura, non della, stavo per dire, della realtà, no, in generale della realtà ma anche della cultura. Quindi anche tu vai a scovare personaggi anche un po' dimenticati. E quindi l'autrice di cui voglio adesso parlare è, ripeto, adesso vi racconterò di questa autrice, ma il merito va proprio da Andrea, che proprio mi ha chiesto: ma tu dovresti parlare in questa giornata di Jane Barker. Ecco, dice, credo che quasi tutti i nostri ascoltatori non la conosceranno. Peccato, perché è una bellissima figura di autrice, una delle primissime scrittrici. Era inglese, proveniva dal sud dell'Inghilterra, da Northampton, una zona a nord di Londra, ecco, e è stata tra le prime, perché nasce alla fine del 600 e muore all'inizio del XVIII secolo. Perché questa scrittrice a me è molto cara, e quando Andrea Rognoni mi ha detto: ma tu parleresti di Jane Barker, ho detto subito un perentorio signor sì, anche se non sono un militarista. Allora, perché Jane Barker era una grande scrittrice e aveva il coraggio al suo tempo di essere giacobita. Quando ho detto aveva il coraggio, chissà cosa avrete pensato, no? Di sfidare le convenzioni, no. Era una scrittrice giacobita. E che cos'è il giacobitismo? I giacobiti erano i sostenitori degli Stuart, di quella che era stata per secoli la dinastia della Scozia, che per vari motivi, dopo la morte di Elisabetta I, quella sovrana, potente e stregonesca che la storia ci ricorda, la storiografia ufficiale la esalta, no? Ma in realtà una figura terribile. Basti dire che mise a morte la sua cugina, che era la regina di Scozia, Maria Stuarda, e poi, portò il figlio di Maria Stuarda alla sua corte. Lo crebbe, anche se era scozzese, uno Stuart lo crebbe come un inglese, come un protestante, e quindi gli Stuart abbandonarono, la strada tracciata dai loro antenati. Poi ci furono gli Stuart che ritornarono invece alla retta via, rivendicarono la libertà per la Scozia e non solo. E quindi ci fu un grande Stuart che si chiamava Giacomo, in latino Giacomo è Jacobus. Da Jacobus i seguaci degli Stuart alla fine del 600 e all'inizio del 700 erano chiamati Giacobiti. Quindi sono coloro che fecero anche le rivolte famose, le ultime rivolte che cercarono di dare la libertà alla Scozia nel 1715, nel 1745, finite in un bagno di sangue e poi in una grande pulizia etnica. Jane Barker era una giacobita inglese, cioè nonostante che fosse inglese, non scozzese, però era una sostenitrice della causa degli Stuart, anche perché apparteneva ad un'antica famiglia cattolica che era rimasta cattolica nonostante le mostruose persecuzioni che erano state avviate ai tempi di Enrico VIII e poi soprattutto della strega Elisabetta I, e poi anche quando arrivò al potere Cromwell, eccetera. Appunto furono dei secoli bui, terribili di persecuzione, e sia per motivi religiosi sia per motivi politici la nostra Jane aderì alla causa giacobita. E quando appunto ci fu una sconfitta, perché questo re Giacomo aveva tentato di riprendersi quello che era suo, il suo regno, il regno della Scozia, dell'Irlanda, dell'Inghilterra, subì una grande sconfitta, purtroppo una gravissima sconfitta in Irlanda, che mise fine ai sogni giacobiti.
Poi appunto nel corso del XVIII secolo altri 2 tentativi andati male. Cosa fece la nostra giovane scrittrice? Decise di andare in volontario esilio. Non poteva vivere da schiava sottomessa al nuovo potere che dapprima Guglielmo d'Orange, questo principotto olandese portato sul trono di Inghilterra, di Scozia e di Irlanda da una sorta di casta dei grandi proprietari, dei grandi commercianti navali, eccetera, che volevano un re travicello, un re manovrabile, prima Guglielmo d'Orange e poi la dinastia degli Hannover, i principi di Hannover, sempre quindi messi sul trono in Inghilterra. Davanti a questa ingiustizia Jane decise che non poteva restare in Inghilterra, a vivere in un'Inghilterra di questo tipo, e andò in esilio in Francia. Poi tornò in Inghilterra successivamente e comunque scrisse dei libri molto belli, dei libri che raccontano anche questa esperienza dell'esilio, di un esilio forzato, di un esilio obbligato da queste circostanze politiche e anche appunto religiose, perché la Chiesa Cattolica era in Inghilterra nelle catacombe, perseguitata, nella clandestinità, costretta alla clandestinità. Quindi Jane Barker, grande, quindi un simbolo anche proprio della causa giacobita, una causa che poi venne ripresa magari anche romanticamente nella letteratura, no? Ne parlò Walter Scott, ne parlò Robert Louis Stevenson, che erano entrambi scozzesi, che raccontarono di questa Scozia che un tempo era ancora libera, non era semplicemente la provincia settentrionale della Gran Bretagna, no, era un paese, una nazione, un popolo. Bene, quindi purtroppo i romanzi di Jane Barker in Italia sono introvabili, non sono stati tradotti in italiano e qui ci vorrebbe, Andrea, un editore coraggioso che traducesse, che riproponesse questi testi. Anche in tempi di femminismo mi sembra davvero incomprensibile che una grande scrittrice che ha preceduto anche le grandi scrittrici, donne dell'Ottocento, del Settecento e dell'Ottocento, pensiamo a Emily Bronte, pensiamo appunto a Jane Austen, eccetera, queste grandi e celebrate scrittrici hanno però avuto un precedente in Jane Barker, purtroppo in Italia non è mai stato tradotto, quindi io ho avuto modo di leggere una di queste opere che si chiama proprio Exilius, e quindi racconta di questo esilio. È molto bello perché appunto esprime anche il sentimento di nostalgia, ma esprime anche un sentimento di passione per la propria storia, per la propria terra, per la propria identità e anche passioni umane, con la sensibilità di una donna. Jane ci racconta appunto anche di sentimenti, di vissuti, no? Ecco, quindi anche femminili, raccontati, dipinti con un tratto leggero ma non superficiale, insomma non è stata certo l'anticipatrice del romanzo rosa. Ripeto, davvero una donna che merita di essere ricordata in questa giornata appunto celebrativa della Jungfrau, come ci ha brillantemente raccontato prima Andrea. Quindi se c'è davvero una donna, un artista anche, proprio guardare a Jane Barker come l'esempio di una donna artista che sa raccontare, che sa scrivere. E ripeto, è stata veramente una pioniera a livello mondiale, chiaro, nella sua Inghilterra, ma anche in giro per l'Europa, per il mondo. In quel periodo, ripeto, fine 600, fine 700, quasi non esistevano scrittrici, bisognava veramente risalire all'antichità, alla classicità, a una grande poetessa come Saffo per trovare donne che scrivessero. Purtroppo le donne sono state private magari di spazi anche editoriali, sembrava quasi, ma sembra oggi
una cosa paradossale, che il mestiere dello scrivere, del narrare, del bel raccontare fosse una prerogativa solo maschile. Assolutamente no. Lo dico io che scrivo libri, che ne ho scritti tanti, e credo che veramente non c'è motivo di pensare per quale motivo il sesso debba determinare o meno il talento letterario. Assolutamente incomprensibile. Jane Barker fu questa scrittrice che ebbe il coraggio anche di proporre agli editori i suoi lavori. Come dire, scriveva, proponeva, faceva vedere quello che era riuscita a fare, e davvero chapeau anche agli editori che la presero in considerazione, che non avrebbero paura di pubblicare dei testi scritti appunto da una donna. Quindi davvero se c'è un personaggio letterario della letteratura, autrice, che oggi va veramente la pena di essere ricordata, è proprio questa. E davvero un appello agli editori: andate a rivedervi questi scritti, andate a rivedere questi romanzi, andate a rivedere, sì, certo sono un po' datati, però quante cose datate vengono ancora oggi pubblicate, ripubblicate. Bene, ecco, Jane Barker non è assolutamente superata, e io spero davvero che per il lettore italofono possa essere presto messa a disposizione. Ecco, una domanda non facile da farsi. Tu che conosci molto il mondo anglosassone, cioè delle isole britanniche in senso lato, con quella particolare attenzione che hai verso anche le radici celtiche, il mondo irlandese. Tra qualche giorno tra l'altro sarà San Patrizio, quindi non dimentichiamo mai i nostri culti di cristianesimo celtico, e poi il mondo scozzese, eccetera. Tu che pensi che il mondo mediterraneo, nella sua espressione soprattutto medievale e protomoderna, abbia castigato il mondo femminile, quindi tarpandone le ali e quindi impedendone il reale sviluppo, a fronte invece magari di un mondo più nordico in senso lato, dell'Europa del Nord e in particolare anglosassone, dove da questo punto di vista la donna poteva godere comunque, perché una scrittrice del 600-700 in Italia non c'è stata. Ci sono state le cortigiane, le famose cortigiane venete del 500, che hanno potuto produrre qualcosa, e poi la Isabella Morra che scriveva in dialetto dell'800. Quindi secondo te c'è una differenza di civiltà, tenuto conto che poi questa donna, Jane Barker, è germinata in un ambiente cattolico, quindi non è vero che poi diciamo l'inibizione è di tipo religioso specifico, ma ci potrebbe essere una causa ovviamente non puramente etica ma culturale, che diversifica i due mondi, secondo la tua grandissima esperienza, oppure no? Oppure stiamo parlando di fattori casuali o legati ad accidenti più storico-sociali che ad altro? Ma guarda, io penso che bisogna rintracciare parte di queste ragioni nel periodo storico chiamato umanesimo o rinascimento, che è un periodo assolutamente, il Rinascimento, tanto celebrato, ovviamente, e spesso contrapposto ai secoli bui medievali. Per realtà il Rinascimento fu un periodo dal punto di vista artistico proprio assolutamente maschilista, e a differenza di quello che era stato il Medioevo, appunto il Medioevo pseudo buio, il Medioevo religioso, eccetera. Certo, diciamo che grandi figure femminili, grandi scrittrici, li troviamo nel Medioevo, magari favorite dal fatto di avere ricevuto una formazione culturale nella vita religiosa. Io penso soprattutto a Hildegard di Bingen, che ancora oggi vengono letti i suoi testi. Fu una grande musicologa, una filosofa, perfino un grande medico, ancora oggi vengono
come dire, pioniera della medicina naturale, ancora oggi i suoi testi vengono pubblicati, letti, eccetera. Hildegard di Bingen era una monaca dell'XI secolo tedesca, quindi sicuramente, ripeto, la vita monastica le aveva concesso la possibilità di studiare, eccetera, però questa è una grande scrittrice, tant'è che oggi è, appunto, magari una volta ne parleremo, faremo anche una puntata su Hildegard, è ancora, come dire, un vero e proprio modello proprio anche di medicina naturale, di cui oggi si sente anche molto il bisogno per la crisi anche della medicina ufficiale. Poi, come dire, altre figure femminili che scrivevano, che sapevano scrivere, che davano prova di grande intelligenza, talento di scrittrice, anche se appunto nell'ambito filosofico, teologico ancora. Penso a una Santa Teresa d'Avila, i cui scritti anche appunto filosofici, mistici, ecco, appartiene a quel tempo. Per cui penso che invece tutto questo scompare, donne che scrivono non le troviamo nel periodo rinascimentale, periodo di grandi artisti, di grandi pittori, di grandi scultori e appunto anche di autori di racconti, eccetera. Però tutti maschili, perché in fondo l'umanesimo del Rinascimento guardava a modelli anche antichi, precristiani, classici, e guardavano quindi allo scrittore, guardavano all'artista che era inevitabilmente appunto di sesso maschile. Poi appunto ci volle qualche cosa di nuovo, appunto la fine del Rinascimento, perlomeno in Inghilterra, ripeto, in un ambiente anche particolare, quello del cattolicesimo inglese, perseguitato, martire, eccetera, veniva fuori questa persona, questa scrittrice geniale, talentuosa e coraggiosa. Quindi penso che in qualche modo si possa rintracciare un po' nell'umanesimo e anche, se vogliamo, a livello religioso, nella riforma, ma nelle riforme appunto protestanti che produssero una versione di cristianesimo un po' bacchettone, moralista, questo sì, tra i luterani, tra i calvinisti. Certamente la donna che leggeva, che sapeva leggere e scrivere e diventava autrice era vista un po' male, con un certo sospetto. Quindi anche qua bisogna dirlo, andando anche un po' controcorrente, il cattolicesimo non è mai stato elemento di ostacolo alla cultura, alla letteratura, ma ha dato in tanti modi degli input formidabili. Ripeto, nell'epoca che si affacciava alla modernità, prima ancora del romanticismo, eccetera, Jane Barker è veramente una piccola stella che brilla, che dà luce. Senti, questo discorso è affascinante perché proprio oggi questa Jungfrau-Fest ci induce davvero a rivedere a 360 la storia della donna. Pensa anche al Risorgimento, pensa come il Risorgimento, che si proponeva proprio consustanzialmente come anticattolico, come anticlericale, abbia poi scelto e premiato figure maschili come Garibaldi, Mazzini, eccetera, eccetera, e a fronte dei quali abbiamo soltanto una Cristina di Belgioioso che poverina si è sacrificata per vari uomini e una Anita Garibaldi che viene fatta morire barbaramente perché lui, il grande Che Guevara ante litteram, doveva assolutamente riuscire a conquistare Venezia. Ecco, diventa risibile la cosa perché rischia la caricatura. Però signori, il Risorgimento è stato maschilista, ma lo vogliamo dire finalmente che è stato il periodo più maschilista della storia umana? Non vergogniamoci di denunciare questa situazione, Paolo. Certo, no, è vero, è vero. E le figure, come dire, le donne sono assenti anche nella
retorica, no? Risorgimentale. E ancora una volta, dove troviamo anche a livello pensate anche al melodramma, no? Che era il genere musicale, ma potremmo dire anche in un paese come l'Italia, dove si leggeva, e ancora adesso si legge molto poco, ciò che, come dire, le storie raccontate più famose erano appunto le storie del melodramma, Verdi, Puccini, Rossini, eccetera. Quindi anche nell'immaginario collettivo c'erano queste eroine, la Turandot, eccetera, eccetera, però appunto sempre le figure femminili fragili, magari anche infelici, smunte, eccetera, eccetera. Invece chi celebra la donna del popolo, la sana donna del popolo, in questo caso lasciatemelo dire con un pizzico di campanilismo o quasi di patriottismo regionale, la donna del popolo lombarda è celebrata nel romanzo Immortale di Alessandro Manzoni, dove appunto si parla di Lucia, ma si parla anche delle altre donne che proprio Manzoni dipinge conoscendo bene le donne del popolo, Prassede e tutte le altre figure, e persino là dove parla di una figura tragica e infelice come la monaca di Monza, però lo fa senza pluriarì, lo fa inutili, con una compassione per questi drammi che certamente sono sempre esistiti. Ecco, e lì sì, allora veramente anche nel genio lombardo cattolico di Manzoni la donna trova la sua collocazione giusta, mentre ripeto il melodramma, che era il surrogato, ecco, tutto il rispetto per la musica eccetera, però in fondo il melodramma sta un po' come dire, in proporzione al musical nell'ambito cinematografico del Novecento. Erano i musical di allora e la gente cantava le arie, conosceva le trame, eccetera, eccetera, però ripeto era una figura femminile magari molto idealizzata dalla gelida Manilda, anche un po' lontano dalla realtà. Ci vuole appunto una genialità popolare, che era attaccata, che era imbevuta proprio dello spirito con cui viveva la gente, come quello di cui si fece interprete Alessandro Manzoni, per restituirci anche figure molto, molto vive ancora oggi, anche figure letterarie ma vive, credibili, come la grande Lucia, che a mio avviso è forse davvero la figura più bella dei Promessi Sposi, fa anche più bella figura di Renzo, ha il realismo, i piedi per terra tipici delle donne, alla prudenza delle donne rispetto all'uomo. Ecco, quindi ha tutte le virtù, ecco, e tutti i valori appunto positivi del femminile più positivo. Uno dirà, ecco, tu vorresti le donne così, casa, cucina e bambini, ma richiamo anche qui un modo tedesco di dire, no? Küchen und Kinder, no? Chiesa, casa, bambini, chiesa, cucina, bambini. No, quello no, anche perché Lucia non è quello, così come non erano quello che ci raccontava appunto sempre la nostra amata Jane Barker. Senti, una battuta provocatoria finale d'artificio, ma tu le mimose le regali ancora? Ancora questo avverbio suona rispetto al Novecento, che è stato l'epoca della Jungfrau-Fest per eccellenza. No, ecco, voglio dire, non voglio entrare nella tua vita privata, no? Ma ancora conferisci un senso profondo, autentico e senza ipocrisia al regalo della mimosa? Paolo? No, allora Andrea, va bene, mi stani e io ci sto a farmi stanare, non me ne vogliano le nostre ascoltatrici della Libertà, ma io proprio non sento la necessità di regalare mimose. Sono molto contento che quest'anno l'8 marzo sia caduto di sabato, io non sono al lavoro, perché appunto magari anche al lavoro con le colleghe si è quasi obbligati, si è quasi tenuti
a fare determinati auguri. Magari una buona giornata, buon 8 marzo può scapparci, ma la mimosa proprio no, chiedendo scusa anche ai fioristi che oggi fanno festa, però appunto ripeto, rispetto per tutti, ma non mi ci ritrovo in questo gesto. Grazie Paolo, è stata una puntata stimolante, penso, quella di oggi, e modo migliore non c'era per riuscire a capire fino in fondo il senso ultimo di una scommessa, cioè il recupero del senso della femminilità più autentica, che spesso risulta vilipesa, obliata, disgustosamente calpestata da certi show contemporanei. Ma il mio non vuole essere moralismo, sai, perché il rispetto e l'amore nei confronti di un genere che rischia di morire assieme al genere maschile, in nome del gender fluid rischia di morire, il rispetto non appartiene soltanto a una tradizione anche religiosa, certamente, che è importante, ma ai fondamenti dell'animo umano, no? Battuta finale, Paolo. Assolutamente sì, ecco, ci hanno sempre, almeno noi che siamo nati in un certo periodo, siamo cresciuti appunto negli anni del femminismo, e quello più ideologico, quello più arrabbiato. Poi sono venuti gli anni dell'edonismo, della Milano da bere, eccetera, eccetera, magari delle donne sempre più oggetto. Invece davvero io credo che, come hai detto tu, bisogna difendere, no? Quello che è il femminino e quello che è anche il mascolino. Hanno sia donne che uomini delle straordinarie prerogative, fatte per essere complementari l'uno all'altro, non contrapposte, ma non contrapposti. complementari. Dobbiamo chiudere e lo dedichiamo il finale a una donna. Venezia risorga Venezia, la donna Venezia, per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura